Ormai un classico appuntamento per la categoria juniores, il 2 giugno vuol dire campionato regionale in Toscana e questa volta il palcoscenico della competizione è Monsummano Terme con il primo Gran Premio ICAD Adesivi, il 65esimo Gran Premio Rinascita, il primo Gran Premio Calzaturificio Davis e il primo Solettificio 2C. Per quanto riguarda la gara saranno 95 gli atleti a prendere il via in un modo tutto toscano, se così lo vogliamo definire, perché saranno solo i toscani che potranno prendere parte, quindi in altre regioni dove magari c'è anche una partecipazione un po' minore, proprio juniores in generale, è una gara aperta a tutti e poi ovviamente solo quelli della regione specifica possono partecipare poi all'assegnazione della maglia di campione regionale. In Toscana invece c'è questa particolarità per cui solo le squadre toscane o affiliate in Toscana possono partecipare e quindi in questa edizione del 2017 sono 95 gli atleti che stanno per prendere il via, dai quali vediamo le operazioni preliminari di firma ed eventuale misurazione e rapporti. Ha aperto le iscrizioni la società organizzatrice del team Unicash 2C, poi la Foscobessi Calenzano, la Casano, la Cinquale, la Stabia Ciclismo, la PT Shoes Ciclita Day, la Romagnano Guerciotti Mamis Caffè, il team Franco Ballerini Primigi Store, il team Mame Papà Affanini di Livorno, il team Pieri Calamai e il Velo Club Empoli. Una bella partecipazione e comunque è quella che si poteva concedere a questa gara, appunto per la particolarità della maglia che viene assegnata, con un circuito piuttosto impegnativo che prevedeva l'ascesa di Vico per 4 volte più quella di Bronzoli nel finale, che era un po' vista come lo spauracchio, come lo spartiacque che poteva funzionare da trampolino, anche perché era praticamente nel finale la salita di Bronzoli, da lì alla conclusione c'erano meno di 10 chilometri e quindi era questo quello che veniva considerato un po' lo spauracchio di questo percorso. Certo è che l'esperienza insegna che non è tanto il percorso che fa la selezione quanto gli atleti e la condotta di gara degli atleti. Piazza Giusti a fare da cornice a tutte le operazioni preliminari, a tutti i passaggi e anche alla conclusione proprio di questo campionato toscano per la categoria juniore, su una Piazza Giusti che piano piano è andata a riempirsi con il pubblico che è andata poi comunque sul Vico a vedere i passaggi, i vari passaggi delle corse, anche perché era comunque vicino all'arrivo e quindi permetteva una facile visione anche del finale. Prima di partire però un minuto di silenzio alla memoria di William Ganzaroli, appunto per ricordare questa famiglia vicina al mondo del ciclismo. Purtroppo sempre più spesso ci ritroviamo a fare questi minuti di silenzio. Starter della manifestazione il sindaco di Monsummano Terme Rinaldo Vanni, insieme abbiamo visto ad alcuni rappresentanti della Federazione Ciclistica Toscana, abbiamo visto il presidente Baci insieme alla vicepresidente Maria Bruni, Alessandro Dolfi e via via comunque anche Luciana Gradassi. Ovviamente questo è uno di quegli appuntamenti ai quali non si può mancare, personalità che sono sempre presenti agli appuntamenti toscani non possono sicuramente mancare in quelli in cui si assegna la maglia di campione toscano. Una maglia che ovviamente poi chi vincerà la porterà per tutta la stagione, a meno che non sia un ragazzo del primo anno e quindi la potrà indossare anche nel prossimo anno, e quindi sicuramente una gara un po' più senza regole, perché se in genere c'è una tattica particolare da seguire, e anche in questa occasione sicuramente ci sarà stata per le varie formazioni, è pur vero che è una gara da un sapore un po' particolare e quindi è anche normale che qualche atleta possa avere un po' più di libertà nella condotta di gara. Siamo per la prima volta sulla salita di Vico e il primo ad attaccare è un atleta di casa, Nicolò degli Innocenti, dorsale numero 7, è lui il primo che prova a rompere gli indugi e il gruppo comunque si mantiene abbastanza vicino, 18 secondi con Matteo Borsi dello Stabia
ciclismo a fare l'andatura, la sua ruota Simone Innocenti del team Franco Ballerini Primigistore, ma riconosciamo anche gli atleti della Unicash 2C a fare buona guardia, anche quelli della mamma e papà Fanini di Livorno. Questa salita dovrà essere affrontata appunto per 4 volte, quindi avranno ben modo di vedere le asperità e la strada che dovranno affrontare. E quando ormai siamo vicini al passaggio di quello che nell'ultima volta sarà il Gran Premio della Montagna, è praticamente vicina l'Avanguardia Gruppo degli Innocenti, che sta appunto per quindi il gruppo sta per riportarsi sull'atleta dell'Unicash 2C. Appunto adesso che ci stiamo avvicinando al passaggio al Gran Premio della Montagna, e qui vediamo dove appunto il pubblico si è maggiormente raggruppato. Nell'immagine precedente abbiamo visto Massimo Capocchi che ci dava le informazioni in corsa insieme quest'oggi ad Adriano Dini, e questo è il passaggio del gruppo, ancora piuttosto numeroso, anzi ancora bello numeroso nonostante il passaggio sulla salita, e il gruppo quindi che praticamente va a riavvicinarsi a degli Innocenti. Infatti annullato il tentativo del portacolori del team Unicash. Quando siamo vicini al 30° chilometro di gara ci provano altri 2 atleti. Col dorsale 53 Sabri Tafa dello Stabia Ciclismo, e alla sua ruota con il numero 22 Vincenzo Giannini, che adesso passa a fare l'andatura della Foscobessi Calenzano. Veramente minimo il loro margine sul gruppo, che praticamente, grazie soprattutto agli atleti della Unicash, va a richiudere e torna compatto. E non cambia praticamente la situazione. Adesso c'è questo tentativo a 3 quando ci stiamo avvicinando ai primi 40 km di gara, col dorsale 46 Matteo Borsi dello Stabia Ciclismo, con il numero 10 Matteo Niccoli della Unicash, e col dorsale 35 il portacolori della Casano Marco Menchini, che adesso sta facendo proprio l'andatura. 3 quindi gli atleti al comando. E questa forse è la prima azione di questo primo Gran Premio ICAD Adesivi ad avere un certo margine nei confronti del gruppo. Nella prima ora di gara tanti tentativi, 2-3 atleti o anche tentativi solitari, ma nessuno riusciva ad avere un margine di un certo riguardo. Adesso invece questo tentativo a 3 comincia ad avere un certo vantaggio nei confronti del gruppo, che sta inseguendo il terzetto, che per il momento sembra andare di piuttosto comune accordo. Sulla testa della corsa a destra è proprio Matteo Borsi, che è passato a fare l'andatura per lo Stabia Ciclismo, rilevato poi da Marco Menchini della Casano, che appunto adesso sta facendo il suo turno sulla testa della corsa. Alle spalle del terzetto è evaso dal gruppo col dorsale 101 Andrea Bacci del Velo Club Empoli, che è segnalato a 28 secondi di ritardo dal terzetto al comando. Quindi l'atleta del Velo Club Empoli probabilmente ha fiutato un po' il pericolo, che magari questa azione a 3 potrebbe essere buona, e quindi da tutto solo ha deciso di sganciarsi dal gruppo alla caccia del terzetto al comando. E quindi eccolo qua l'atleta del Velo Club Empoli che sta spingendo per cercare di recuperare il distacco dai 3 atleti al comando. Il gruppo alle spalle sembra piuttosto disinteressato dell'azione che si sta svolgendo sulla testa, ed è segnalato a 47 secondi di ritardo. Diciamo che sembra un po' disinteressato appunto perché l'andatura non sembra altissima, va ad occupare interamente la sede stradale. Adesso sono gli atleti della Foscobessi che si portano sulla testa a provare ad alzare l'andatura sul gruppo, ma comunque per ora rimane, come dire, tranquillo il vantaggio. Si è disunito invece il terzetto che si trovava al comando proprio sulla salita di Vico, ed è rimasto per ora solitario al comando Matteo Niccoli, che faceva parte del terzetto che abbiamo visto fino a poco fa. Quindi quando è cominciata a salire la strada si è un po' disunito il terzetto, e quindi l'atleta della squadra organizzatrice del team Unicash 2C ha continuato da solo la sua cavalcata verso la salita, che adesso andrà a terminare. Eccolo qua che transita Niccoli dell'Unicash, solitario al comando. Alle sue spalle
è segnalato a 20 secondi Matteo Borsi, eccolo qua, l'atleta dello Stabia Ciclismo che adesso è diventato l'immediato inseguitore di Nicoli, che si trova al comando, mentre Menchini, che faceva parte proprio del terzetto che era sulla testa, è già stato recuperato dall'avanguardia gruppo, che adesso transita al termine della salita a 35 secondi di ritardo. Quindi un gruppo che adesso vediamo comincia soprattutto la sua selezione nelle retrovie, quindi con alcuni atleti che perdono contatto. Intanto Del Ri ha fatto anche un cambio bici proprio sulla sommità della salita, lo ricordiamo, Del Ri secondo nella gara della scorsa settimana in Liguria. Intanto abbiamo visto anche il servizio di cambio ruote offerto da Cicli Masotti, annullato quindi il tentativo, l'ennesimo tentativo sulla testa. Siamo al 70° chilometro di gara e adesso ci prova Samuele Bianchi della Romagnano Guerciotti Mamis Café. Proprio quando siamo all'altezza del passaggio nella zona dell'ingresso dell'autostrada, dell'ingresso di Montecatini Terme, ci prova Samuele Bianchi. Guardiamo com'è la situazione alle sue spalle, forse 5-6 secondi il vantaggio su un primo drappello che si è sganciato dal gruppo, dove è Sabri Tafa a fare l'andatura con alla sua ruota Ettore Mugnaini della Fosco Bessi Calenzano. Sono una decina forse questi atleti che si sono sganciati dal gruppo alla caccia di Samuele Bianchi, ma è meno, ma è anche poco il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Quindi intanto viene ripreso Samuele Bianchi e poi si ricompatta nuovamente la situazione, nuovamente sulla salita di Vico, ed è ancora cambiata la situazione. Al comando abbiamo col dorsale 77 Simone Innocenti del team Franco Ballerini Primigi Store, poi con il dorsale 26 Ettore Mugnaini della Fosco Bessi Calenzano, poi ancora alla sua ruota il suo compagno di squadra col dorsale 27 è Tommaso Nencini, poi per l'Unicash con il numero 1 Gianmaria Bertolini, col dorsale 72 per la Romagnano è Federico Marchi, e con il numero 53 a chiudere questo tentativo per lo Stabia Ciclismo è Sabri Tafa. Quindi sono 6 gli atleti che compongono la testa della corsa. Siamo per la terza volta sulla salita di Vico ed è sempre Simone Innocenti a fare l'andatura. Alle spalle di questo sestetto che vi abbiamo appena ricordato, a 20 secondi è segnalato col dorsale 44 Leonardo Aposti dello Stabia Ciclismo, quindi che è l'immediato inseguitore del sestetto che si trova al comando. Va un po', come dire, a frazionarsi anche la testa, a selezionarsi la gara, e Aposti di fatto anticipa di poco il grosso del gruppo, o quello che rimane, dove riconosciamo soprattutto le maglie della Romagnano a fare l'andatura insieme a quelle dello Stabia, e poi ci sono anche quelle dell'Unicash, della PT Shoes e della Fosco Bessi, così tanto per dare una rapida panoramica delle prime posizioni del gruppo. Il gruppo è segnalato comunque a 23 secondi dalla testa della corsa. Ricordiamo che siamo all'80° chilometro di gara circa, siamo sul terzo passaggio della salita, quindi ancora si deve fare un'altra volta la salita e poi fare la salita di Bronzoli. Quando ci stiamo avvicinando al termine della salita si è selezionata la testa della corsa, perché al comando è rimasto col dorsale 53 Sabri Tafa dello Stabia Ciclismo, nell'esatto ordine in cui ve lo stiamo ricordando, con il numero 1 Gianmaria Bertolini dell'Unicash e con il 26 Ettore Mugnaini della Fosco Bessi. Questo è il terzetto che si è selezionato nel corso del terzo passaggio sulla salita di Vico, anche se sono veramente minimi i distacchi, e adesso probabilmente la discesa servirà anche a ricompattare la situazione. Intanto andiamo a ricordare che questo è il primo Gran Premio ICAD Adesivi, il 65° Gran Premio Rinascita, il primo Gran Premio Calzaturificio Davis e il primo Gran Premio Solettificio 2C, con un ringraziamento al Bar Rinascita, alla Macelleria da Giacomo, alla Farmacia del Cintolese, alla Ciclosport Masotti, così come al Solettificio 2C, e ovviamente ricordiamo che l'organizzazione della Polisportiva Monsumanese insieme alla Cipriani e Gesti. Siamo al 95° chilometro di gara e si è formato un drappello piuttosto numeroso sulla testa della corsa, e abbiamo con il numero 2 Andrea Biancalani dell'Unicash, con il numero 31 Alessandro Bertola della Casano, con il 50 abbiamo Federico Rossi dello Stabia Ciclismo, con il numero 80 Nicolas Vignoli del team Franco Ballerini, con il 61
Vladislav Mironiuk della PT Shoes con il numero 18 Tagliedine Butaba, questo proprio in ultima posizione per quanto riguarda la Foscobessi, con il dorsale 71 Davide Frequentini della Romagnano, con il 26 ancora una volta Ettore Mugnaini della Foscobessi, con il 98 Lorenzo Verdiani del Team Pieri Calamai e con il 72 l'ultimo componente di questo tentativo è un altro atleta della Romagnano ed è Federico Marchi. Un tentativo quindi piuttosto numeroso che potrebbe essere anche importante, visto che stiamo comunque verso le fasi finali della gara e quindi ci sono anche varie squadre rappresentate. Ci avviciniamo al passaggio dalla zona arrivo dove suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. Eccolo qua il passaggio dalla zona arrivo con altri atleti però che stanno riprovando a riportarsi sulla testa della corsa, infatti sono veramente minimi i distacchi. Adesso vediamo se riusciamo a capire. Federico Molini del team Franco Ballerini che di fatto anticipa il grosso del gruppo e la signora magari si prende qualche rischio eccessivo nell'attraversare la strada. Per fortuna tutto è andato per il meglio, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Praticamente possiamo parlare quasi di gruppo compatto perché erano veramente minimi i distacchi. Adesso siamo per l'ultima volta sulla salita di Vico, però le asperità di giornata non saranno finite perché dopo aver affrontato questa salita ci sarà da fare anche quella di Bronzoli, che è un po' più stretta, un po' più arcigna e soprattutto avviene nel finale di gara. Si è formato questo drappello piuttosto numeroso sulla testa della corsa, cerchiamo di ricordare chi sono. Col dorsale 74 è Gabriele Matteucci della Romagnano, poi con il numero 18 Tagliedine Butaba della Foscobessi di Calenzano, con il numero 50 Federico Rossi insieme anche a Nicolas Spinelli, entrambi lui col dorsale 52 dello Stabia Ciclismo, poi con il 66 Matteo Severi della PT Shoes, con il numero 44 Leonardo Aposti sempre dello Stabia Ciclismo, con il 60 per la PT Shoes Matteo Giacchi, con il numero 4 Lorenzo Cataldo della Unicash, con il 58 Giulio Fabbri della PT Shoes, con il numero 23 per la Foscobessi Alessandro Iacchi, con il numero 2 Andrea Biancalani della Unicash, con il 77 Simone Innocenti del Team Ballerini, con il 67 Alessio Acco della Romagnano, con il 59 Geremia Fedeli della PT Shoes, con il 98 Lorenzo Verdiani del Team Pieri, con il 26 Ettore Mugnaini della Foscobessi, con il 30 era Matteo Barzottelli della Casano e con l'85 era Matteo Grandi del Team Mame Papà Fanini. L'ultimo a rientrare col dorsale 22 è stato proprio Vincenzo Giannini della Foscobessi. Sul Gran Premio della Montagna il primo a transitare è stato Federico Rossi dello Stabia Ciclismo e adesso siamo già una volta terminata la salita con gli uomini al comando che vi abbiamo ricordato poco fa. Ci siamo un attimo dilungati ma era giusto dare conto di chi fossero gli atleti che erano sulla testa della corsa e questi atleti al comando hanno 25 secondi di vantaggio su un primo drappello inseguitore. Ponte di Serravalle, la località nella quale ci troviamo adesso. E appunto come detto questi sono gli atleti al comando con Simone Innocenti a chiudere questo drappello. Come detto 25 secondi il vantaggio su questi 4 atleti che di fatto anticipano il gruppo, con il 25 per la Foscobessi è Francesco Menichetti, poi col dorsale 52 per lo Stabia Ciclismo è Nicolas Spinelli, con il 71 per la Romagnano è Davide Frequentini e col dorsale 85 per il team Mame Papà Fanini è Matteo Grandi. Il gruppo è a 33 secondi di ritardo dalla testa della corsa e quindi questa è la situazione quando ormai siamo in vista dell'inizio della salita di Bronzoli, una salita appunto un pochino più particolare, un po' più arcigna e stretta come ci dimostrano appunto le immagini. Siamo proprio con la testa della corsa su quella che abbiamo un po' definito lo spauracchio di giornata. La fatica sicuramente si fa vedere sul volto dei ragazzi, tanto per darvi l'idea della strettezza della strada, anche se già si vede, alle ammiraglie non è stato permesso di seguire la corsa in questo tratto appunto perché è un pezzo un pochino più particolare. Il primo che prova a rompere gli indugi nel tratto di salita è il portacolori della PT Shoes Ciclita Day, Matteo Severi, che si pone decisamente al comando ed è un atleta della Romagnano che sta provando
a ricongiungersi, e sembra Acco, è Acco che va a ricongiungersi all'atleta appunto della PT Shoes Severi, e quindi a breve si potrebbe formare un tandem sulla testa della corsa, anche se è veramente minimo il vantaggio dei due atleti che di fatto si sono anticipati sugli ex compagni di fuga, anche se possiamo quantificare forse in 2 secondi il vantaggio per Severi e Acco su chi li sta inseguendo. Ha preso comunque la testa Matteo Severi della PT Shoes e sta continuando nella sua azione con Acco, che del suo passo ce l'ha fatta a riportarsi al fianco del compagno di avventura, e adesso passa davanti a fare l'andatura, quando la strada sembra anche leggermente dare un po' di respiro agli atleti, almeno per un breve momento. Veramente minime i distacchi sulla testa della corsa, procedono appaiati Severi sulla sinistra e Acco sulla destra, i due ragazzi che controllano anche la situazione alle spalle per capire se almeno la loro fatica serve a fare un po' di selezione. Gli atleti, se non andiamo errati, entrambi aretini, e adesso siamo appunto sui due atleti al comando e cerchiamo anche di capire come sarà la situazione alle spalle, sia con gli immediati inseguitori di coloro che facevano parte appunto della testa insieme a Severi e Acco, con Acco adesso che sta portandosi a fare l'andatura, sia alle spalle. E questa appunto è la situazione. Questi sono gli immediati inseguitori appunto che facevano parte della testa dalla quale sono evasi Severi e Acco. Infatti c'è Cataldo che sta chiudendo questo drappello della Unicash, e quindi questi atleti hanno una quindicina di secondi di ritardo da questi due atleti che vediamo inquadrati adesso, che compongono sempre la testa della corsa. Sembra buono l'accordo tra Acco e Severi, cambi regolari sulla testa, anche se in questo tratto di salita piuttosto impegnativo è abbastanza relativo chi fa l'andatura, perché la fatica è uguale per tutti. Qui la strada concede un po' di respiro, che questo breve tratto di falsopiano che appunto dà un po' di tregua agli atleti, ma si ricomincia subito a salire e continua ad andare di comune accordo la coppia al comando. Acco in prima posizione a fare l'andatura, e dietro di lui sempre l'atleta della PT Shoes Severi. Questa invece è le spalle, appunto gli immediati inseguitori che stanno comunque recuperando sulla testa della corsa. Siamo comunque vicini alla conclusione, siamo a meno di 10 km dalla conclusione, mentre Federico Rossi sembra aver definitivamente finito il suo lavoro e aver concluso le forze a disposizione. Ci siamo nuovamente riportati sulla testa della corsa, appunto con i due atleti al comando, che adesso si controllano un po' anche per capire come gestire il Gran Premio della montagna, ma abbiamo visto con quella rapida occhiata alle spalle che sia gli immediati inseguitori si stavano avvicinando e allo stesso tempo si sta selezionando la testa della corsa. Ci portiamo sul tandem che adesso ha passato proprio il termine della salita con appunto Severi, che è passato in prima posizione davanti ad Acco, ma appunto erano veramente minimi i distacchi sulla testa della corsa. Adesso c'è la discesa che anche in questo caso servirà a rimescolare un po' le carte, ma è anche vero che una volta terminata la discesa saremo praticamente a fine gara, saremo a meno di 5 km anzi a meno di 3 km dalla conclusione, e appunto complice il tratto di discesa va a rinfoltirsi la testa della corsa. Adesso stiamo seguendo proprio Simone Innocenti del team Franco Ballerini Primigi Store, che sta riportandosi sulla testa e praticamente va a formarsi un drappello di 7 unità al comando, appunto perché prima Acco della Romagnano e Severi, che già facevano parte della testa, già li vediamo, poi rientra con il 49 Magli dello Stabia Ciclismo e con il dorsale 23 anche Iacchi della Foscobessi, eccoli qua infatti, poi rientra
Con il dorsale 60 per la PT Shoes è Matteo Giachi e Simone Innocenti della team ballerina appunto sta completando il suo ricongiungimento. Nel tratto di discesa si sono comunque continuamente rimescolate le carte, rientra anche Cataldo per quanto riguarda l'Unicash, si è formato un drappello di 7 unità al comando dove abbiamo ovviamente Acco della Romagnano e Severi della Pitti, poi abbiamo Iacchi della Foscobessi, Magli dello Stabia, Innocenti della team ballerini e Cataldo, eccolo qua l'atleta della Unicash, e ovviamente abbiamo anche Giachi per quanto riguarda la PT Shoes, eccolo qua infatti l'atleta della PT Shoes. Ci riportiamo sulla testa dove è sempre Severi a fare l'andatura, Matteo Severi l'atleta della PT Shoes che è stato un po' il promotore anche dell'azione sulla salita di Bronzoli, ma basta distrarsi un attimo che rientrano ancora altri atleti, così come per esempio rientra col dorsale 59 Geremia Fedeli che una volta ricongiuntosi alla testa con una rapida occhiata con i suoi compagni di squadra prova decisamente ad attaccare e il primo a riportarsi su di lui è Magli dello Stabia Ciclismo. Fedeli chiede un cambio, Magli non glielo dà, ma di fatto c'è tutta l'avanguardia alla ruota e quindi si ricompatta ulteriormente la testa della corsa. È meno di 3 km alla conclusione, adesso fase di studio con la PT Shoes che sicuramente può avere una superiorità numerica che può sfruttare in più modi, può sfruttare l'azione da lontano, può sfruttare la superiorità per creare un treno per quanto riguarda la volata finale, e siamo ormai all'interno dell'ultimo chilometro quasi, siamo praticamente nella fase conclusiva ed è ancora una volta Matteo Severi che prova a sfruttare la superiorità numerica della sua formazione, la PT Shoes Cicli Taddei, minimo per il momento il vantaggio per Severi, ma è comunque minimo anche la strada che manca alla conclusione perché siamo ormai all'interno dell'ultimo chilometro, siamo ormai in vista dell'ingresso in Piazza Giusti e quindi anche questa potrebbe essere l'azione decisiva che potrebbe valere la maglia di campione toscano per l'atleta della PT Shoes. Adesso una rapida occhiata, cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle, ma niente da fare neanche per questa azione e quindi adesso sembra davvero un epilogo a ranghi compatti con le varie formazioni, soprattutto quelle in superiorità numerica, che provano ad organizzarsi per fare un treno, per favorire la propria ruota veloce. Adesso li accompagniamo fino all'ingresso in Piazza Giusti e poi avremo la seconda telecamera che ci permetterà di gustare ancora meglio la volata finale che varrà appunto l'assegnazione del titolo di campione regionale. Lorenzo Cataldo che è decisamente al comando, l'atleta della Unicash che ce la fa a vincere, a tagliare il traguardo a braccia alzate. Seconda posizione per Matteo Giachi della PT Shoes, terzo Simone Innocenti del team Franco Ballerini, quarto Alessandro Iacchi della Foscobessi, quinto Filippo Magli dello Stabia, sesto Gabriele Matteucci e settimo Alessio Acco entrambi della Romagnano, ottavo Geremia Fedeli e nono Matteo Severi entrambi della PT Shoes e decimo Leonardo Aposti dello Stabia Ciclismo. Questo è l'ordine di arrivo del primo Gran Premio ICAD Adesivi, quindi con queste immagini rivediamo al rallentatore la volata che è valsa a Lorenzo Cataldo, la seconda vittoria stagionale, soprattutto la maglia di campione toscano che se la porterà per tutta la stagione. Vittoria netta per Cataldo, per la gioia di tutti gli organizzatori, di coloro che erano presenti in Piazza Giusti. Queste proprio sono le immagini immediatamente successive all'arrivo. A noi non resta che vedere proprio le immagini del podio con la vestizione della maglia da parte di Luciana Gradassi proprio al neocampione toscano Lorenzo Cataldo. Vediamo la vestizione e poi andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato. Lorenzo Cataldo, non è facile essere profeta in patria, forse neanche nei tuoi sogni più belli. Credevi in questo finale, però hai vinto anche con una bella sicurezza. Sì, è stata una corsa molto dura. Mamma mia, sono riuscito a tenere duro dopo 2 cadute, una nei primi giri e una negli ultimi 10 km prima di attaccare l'ultimo strappo. Sono rientrato all'ultima curva in discesa e lì mi sono riposato per fare al meglio la volata e ho sfruttato il treno della PT Shoes, 150 metri sono uscito e ho vinto. Non era facile e io ero partito con l'idea di poter far bene, anche perché sono reduce da un internazionale di Solichetto che ha fatto molto bene, che mi è rimasto un po' in perché sono stato protagonista in 100 km, in tutta la corsa, in fuga, e a 15 km dall'arrivo mi sono presi i crampi e non ce l'ho fatta a finirla. E niente, sono arrivato qui con tantissima ambizione
e ho dato meglio di me stesso e ce l'ho fatta a vincere. Matteo Giacchi, eravate in superiorità numerica, avete fatto un bel treno, un secondo posto che in questa occasione lascia un po' d'amaro in bocca. Sì, lascia un po' d'amaro in bocca, soprattutto siamo venuti via la quarta volta sul Vico e poi bisognava andare a fare Bronzoli. Eravamo in 4 nella nostra squadra, non c'era molto accordo, però essendo noi in 4 in superiorità numerica ci è toccato tirare come giusto è. E niente, all'imbocca del Vico eravamo rimasti in una decina e ci siamo messi noi a fare il ritmo, Severi ha fatto una progressione, sono rimasti lui e Acco mi sembra. Poi sono rimasto un altri 3 dove c'era 2 Sabbia, tra cui Magli e Iacchi. E in discesa siamo rientrati su Severi, i miei compagni di squadra e su Acco. Poi all'ultimo chilometro è rientrato anche Fedeli e ci siamo organizzati per fare il treno. E ci siamo organizzati bene, solamente agli ultimi 100 metri volevo uscire a destra. Ho visto c'era poco spazio, ho visto l'ombra di Cataldo, ormai era già troppo tardi. Non ci facevo uscire e quando si è spostato Fedeli ho fatto la mia volata. Complimenti a lui. Simone Innocenti, terza posizione per te, una gara quasi tutta all'attacco, però alla fine Cataldo ha avuto lo spunto migliore. Sì, ho cercato di fare tutta la gara all'attacco, considerando anche che con le salite da fare gli scalatori erano più avvantaggiati rispetto a me. Ho cercato di anticiparli, infatti ho fatto quasi tutta la gara all'attacco, però nel finale sono rimasto un po' chiuso, ho preso la volata dietro perché c'è stato un attacco negli ultimi chilometri di un atleta da PT Shoes che ha rimescolato tutto il gruppettino, mi sono ritrovato in fondo, poi ho indugiato un po' a partire e non sono riuscito a rimontare. Alessio Giusfredi oggi una doppia veste, sia quella di organizzatore per questo primo Gran Premio ICAD Adesivi, ma anche come direttore sportivo. Oggi bottino pieno. Sì, infatti oggi è giornata fantastica perché ci siamo dati tantissimo da fare per organizzare una bella manifestazione e penso che ci siamo riusciti. L'unica cosa era anche sperare nel risultato pieno, è arrivato anche quello, quindi oggi di più proprio non si può chiedere. Proviamo a fare l'organizzatore vero e proprio e abbandonare un attimo i panni del direttore sportivo pieno di soddisfazione. Tanti gli sponsor che vediamo anche qui dietro, un bel pool di collaboratori per fare una manifestazione di questo tipo. Sì, ovviamente senza una mano di tutte queste persone, amici qua dietro, non saremmo riusciti mai a poter organizzare una manifestazione del genere. L'impegno è stato tanto per noi, ma abbiamo anche trovato tanta collaborazione da parte dei nostri amici e li ringrazio vivamente e spero che anche loro saranno soddisfatti doppiamente come noi per questo risultato. When everybody's still at my dawn, I'll find you day, dawn, I'll find you